Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un Sorriso in Più Ollus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei parlarvi di un'opera che si chiama Lo sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio, che è uno dei pittori più famosi al mondo, italiano. Nasce nel 1483 a Urbino, ma era già figlio d'arte perché il padre era già un pittore con una sua bottega, anche se ovviamente noi oggi possiamo dire che non è mai stato bravo come Raffaello nella sua età adulta. Nasce, abbiamo detto, nel 1483, dopo pochi anni perderà la madre, il padre però gli insegnerà a dipingere per quello che sa, ma quando lui ha 11 anni perde anche il padre. Quindi si trova a ereditare una bottega, lui undicenne, che ovviamente aveva degli altri collaboratori, e in questa bottega in un primo momento si forma, ma fin da subito andrà in un'altra bottega che si chiama la bottega del Perugino. Era anche lui un pittore affermato, di cui che sarà il vero maestro di Raffaello in questa fase giovanile, e da Perugino, che rompe rispetto alla tradizione precedente perché ammorbidisce la figura delle persone ritratte sui quadri, Raffaello imparerà e inizierà a riprodurre nelle opere che gli vengono commissionate, ovviamente dal maestro, il maestro che poi firmerà. Ma ben presto, quando lui ha 15-16 anni, inizierà a sviluppare un proprio stile, uno stile che è ancora più naturale rispetto a quello del Perugino, e noi lo possiamo vedere proprio nell'opera Lo sposalizio della Vergine, che conclude idealmente la fase giovanile di Raffaello. È datata del 1504 e noi adesso vedremo sullo schermo una comparazione prima dell'opera del Perugino e poi dell'opera di Raffaello. In questo caso, come è evidente, da un lato Perugino ci sembra comunque dipingere in una maniera più impostata, invece Raffaello sarà molto più bravo nel dare naturalezza, nel dare un più ampio respiro all'opera in questione. Cosa rappresenta lo sposalizio della Vergine? Lo sposalizio della Vergine rappresenta un episodio ben definito nei Vangeli, ossia di quando Maria, che secondo alcuni Vangeli apocrifi era cresciuta in un tempio come se fosse una monaca, quindi in purezza. Quando diventa grande, i sacerdoti si interrogano su che cosa ne sarà di lei, chi sarà suo marito. E allora una voce, che è la voce di Dio secondo questi Vangeli, dice ai sacerdoti di consegnare ai discendenti della tribù di David un bastone. E quando questo avviene, quindi tutti i discendenti della tribù di Davide hanno un bastone, un ramo, a quello di Giuseppe spuntano dei fiori. Quindi avviene il miracolo e i sacerdoti decidono che sarà Giuseppe a sposare Maria. E noi vediamo questo elemento del bastone proprio sulla figura dell'opera di Raffaello in basso a destra, perché un altro dei pretendenti cerca di spezzare un ramo che non è fiorito. Noi vediamo quest'opera divisa essenzialmente in due parti. Nella parte bassa abbiamo un gruppo di persone, con al centro il sacerdote, e i vestiti noi vediamo in realtà sono i vestiti come si vestivano nel 1300, 1400, 1500, quindi non è una rappresentazione fedele di come erano vestiti davvero in Palestina 2000 anni fa, ma è l'epoca di Raffaello che viene rappresentata, così come anche l'architettura sullo sfondo è un'architettura che è assolutamente contemporanea, che dimostra anzi la sensibilità di Raffaello rispetto alle innovazioni del suo tempo. Troviamo la prospettiva in quest'opera, infatti il nostro sguardo è naturalmente portato a spaziare dal primo gruppo di persone al tempio, ma il tempio tra l'altro si pone in continuità con lo sfondo, con quelle colline che troviamo ai lati. Abbiamo, proprio per favorire la prospettiva, queste lastre che si avvicinano dal tempio verso il gruppo di persone e delle figure in proporzione che danno proprio il senso dello spazio.
In primo piano, ben detto, abbiamo il sacerdote al centro, un gruppo di uomini sulla destra, un gruppo di donne sulla sinistra, ma le figure sono movimentate, nessuna è identica all'altra. Queste figure sono ingentilite nei tratti, a differenza di quanto avveniva, ben detto, rispetto alla tradizione precedente, ma addirittura rispetto al suo maestro Perugino, e proprio si celebra lo sposalizio con lo scambio degli anelli tra Giuseppe e Maria, che da quel momento diventeranno sposi. Quest'opera è stata commissionata e per lungo tempo si trovava in una chiesa a Città di Castello, poi a un certo punto è stata strappata da questa chiesa e oggi attualmente è conservata a Milano, alla Pinacoteca di Brera, dove tantissime persone da tutto il mondo arrivano e appena leggono il nome di Raffaello, appena vedono l'opera, dicono un altro genio italiano. Spero che questa opera vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!